visto che i trattori qua. Ciao. Ciao. Links. Mirko, ma mandai un po'. Hai visto me? Sì, sì. Il giro dall'altra banda. Sì, sì. Aspetta che sono in diretta. Cavolo. Buongiorno, buongiorno da Canale d'Agordo. D del Trattor 2025 oggi a Canale d'Agordo. Trattori che sono già posizionati nel parcheggio, diciamo, dietro al municipio, dietro la chiesa. E adesso andiamo a vedere un po' i mezzi che faranno questo D del Trattor 2025. Ah, il becco questo. Dai trattori piccoli ai trattori grandi c'è veramente di tutto oggi qui a Canale d'Agordo. Sarà una giornata di festa per coloro che appunto sono arrivati qui con i loro mezzi agricoli per fare questa giornata, il D del Trattor. Andiamo a spiare un attimo i mezzi che sono disponibili qui a Canale d'Agordo, che partiranno alle 11. Alle 11 si partirà con una sfilata che percorrerà tutto il paese e poi si trasferiranno nella frazione di Carfon a Canale d'Agordo, dove continuerà la festa, e poi ritorno a Canale d'Agordo, dove ci sarà appunto anche il pranzo con il menù del trattorista, un menù molto ampio tra polenta, gnocchi e così via. Giro. Come va la cosa? Alle 11 dunque partirà la sfilata qui da dietro il piazzale e poi si andrà a fare il giro del paese prima di andare nella frazione di Carfon, come ci dicevano gli organizzatori. D del Trattor 2025 in diretta da Canale d'Agordo.
E adesso ci avviciniamo verso la piazza, perché anche in piazza c'è festa. Canale d'Agordo in festa dunque oggi per questa giornata organizzata dagli organizzatori del Dia del Trator. Dia del Trator è ormai diventato un abitué di Canale d'Agordo in questi giorni. Ad inizio ottobre dunque si fa la giornata dedicata al trattore con la sfilata e quant'altro. Ci avviciniamo alla piazza e andiamo a spiare cosa c'è in piazza Canale d'Agordo. Qui è arrivato il toro meccanico nel frattempo. Passati, là vediamo delle montagne.
Ci avviciniamo verso la zona di partenza del corteo, perché tra poco inizierà il corteo. Alle 11 è prevista la partenza del corteo di tutti i trattori che sono parcheggiati appunto dietro alla chiesa, dietro al municipio. Lavori in legno, fianco al municipio. Mentre qui si sta preparando tutto per la partenza. Mezzi nuovi, mezzi vecchi, ce ne sono per tutti. Non solo trattori, una giornata di festa anche per il paese, tanti bambini accorsi per vedere questi mezzi agricoli. Perché devi? La strada che Ora te dico come Sì, l'ho visto, ho già visto. Quanti anni fa? 4 mesi.
Ciao. Secondo me sono venuti qua. Ritorniamo in piazza ad osservare i mezzi un po' più vecchi. Ricordiamo siamo a Canale d'Agordo, è il D del Trattor. E adesso andiamo a vedere proprio i mezzi un po' più vecchi, quelli per gli appassionati. Ma lasciati cosa? Molto carine. Ma adesso vado per qualcosa. Dai ancora! No, ieri vai dall'America che noi dobbiamo sempre c'è vera però, Sì. Come un po'? Sì. Anche se è. Sono le 11, tra poco è prevista la partenza della sfilata qui a Canale d'Agordo, quindi tra poco partiranno i mezzi che sfileranno nel paese per poi andare verso la frazione di Carfon. Quest'anno un giro un po' diverso rispetto agli altri anni. Facciamo ancora un giro in piazza nel frattempo. Attenzione, tra 10 minuti c'è la partenza del treno dei trattori, il titolo stadio, Quindi 10 minuti alla partenza dei trattori. 10 minuti ci sarà la partenza del carosello dei trattori. Ricordiamo che c'è la possibilità di mangiare, nel pomeriggio ci saranno le premiazioni dei trattori più belli, diciamo così, e poi il divertimento con il toro meccanico che lo stanno allestendo proprio qui in piazza. Una giornata di festa a Canale d'Agordo, è un classico della prima domenica di ottobre, del D del Trattor. Di fronte al municipio i mezzi più vecchi, dietro al municipio tutti gli altri mezzi. Si partirà dunque alle 11:10 con la sfilata, un ritardo di qualche minuto prima di iniziare.
Avete sentito il clacson di uno dei trattori qua parcheggiato. Torniamo a vedere coloro che stanno intagliando con la motosega le loro opere. Il fumo, per tutti Euro 6, rigorosamente controllati, e tutti i filtri del carro. Ciao. Canale d'Agordo di del Trattor 2025. Ricordiamo che si può anche mangiare sotto il tendone allestito qui in piazza per coloro che vogliono salire a Canale d'Agordo, venire qui a Canale d'Agordo. C'è la possibilità appunto di vedere tutti i trattori che si sono iscritti a questa giornata del Dia del Trattor, mangiare in piazza, divertirsi, toro meccanico, premiazioni e quant'altro. Oggi è una giornata di festa a Canale d'Agordo. Tra qualche minuto la partenza della carovana. Cosa, ti vieni a te fa un giro? No! Poi butta su e così ti fa tutto il bel video. No! Tranquillo, tranquillo. Adesso c'è da bruciaggio, invitare su, Tra qualche istante dunque partirà la sfilata. Ci avviciniamo a dove ci sono i trattori, che così andiamo a vedere l'accensione dei mezzi che poi sfileranno lungo le vie di Canale d'Agordo per poi arrivare anche a Carfon. Ci sarà un giro interno del paese con partenza in piazza, ritorno in piazza e poi si parte, si va verso Carfon. Tanta la gente accorsa a Canale d'Agordo per questa giornata del Dia del Trattor 2025, tanti mezzi anche che si sono iscritti. Tra qualche istante dunque la partenza. Un lungo giro del paese all'interno del centro del paese, diciamo così, per poi ritornare in piazza e andare fino a Carfon. Ci spiegavano che alcuni mezzi sono abbastanza grandi e forse non passeranno la frazione di Carfon perché c'è un punto dove la strada è molto stretta. Ci saranno delle alternative comunque. Il ritorno in piazza è previsto per le 12, ora di pranzo. Menù del trattorista.
Nel frattempo il sole è uscito, si sta riscaldando un po' anche la temperatura perché siamo arrivati a Canale d'Agordo, c'erano 6 gradi alle 10. Si inizia anche ad accendere i motori dei trattori più vecchi, diciamo così. Qualche istante e ci sarà la partenza di questo D del Trattor 2025. Dai, pare! La faccia di fuori, Parecchi mezzi, anche addobbati a festa alcuni, per questa giornata dedicata a coloro che guidano questi mezzi agricoli. Ecco che si accendono i motori anche in piazza, quindi tra poco è prevista la partenza. Ricordiamo che siamo a Canale d'Agordo, D del Trattor 2025. Tutto pronto per la partenza dunque. Oh. Anche qui si accendono i motori. E tra poco inizierà la sfilata.
Inizia dunque la sfilata a Canale d'Agordo, il D del Trattor. Ci avviciniamo verso la piazza però. Tra qualche istante partirà ufficialmente la sfilata di questa edizione 2025 del D del Trattor. Siamo a Canale d'Agordo, direi che si può partire. Quindi si parte, ora ci sarà il giro del paese e poi naturalmente il giro più lungo per arrivare alla frazione di Carfon, sempre a Canale d'Agordo.
Tanti mezzi quest'anno. Nonostante la giornata un po' fresca, questa mattina si sono presentati in tanti. Ecco uno dei mezzi più grandi che sta arrivando qui in piazza Canale d'Agordo. E dietro uno più piccolo. Sono passati tutti, direi. Tra poco faranno ritorno in piazza per poi continuare il giro. Ricordiamo si andrà fino alla frazione di Carfon, poi ritorno a mezzogiorno per il pranzo del trattorista, ci saranno le premiazioni nel pomeriggio e il toro meccanico che è stato allestito proprio qui sotto a questo gonfiabile. Ci sarà da divertirsi oggi qui a Canale d'Agordo con il D del Trattor 2025. Mezzi che sono già partiti, tra poco rifaranno ritorno in piazza per poi continuare il loro giro. Una giornata di festa a Canale d'Agordo. Tanti giovani, tanti bambini, persone di tutte le età per ammirare appunto questi mezzi che in questo momento sono in corteo, in sfilata nel centro di Canale d'Agordo, nel centro abitato di Canale d'Agordo. Attendiamo l'arrivo degli altri mezzi che continueranno il loro giro, naturalmente con una velocità ridotta perché i trattori più di 40 km/h non possono fare in questi casi, anche perché ci sono mezzi grossi, mezzi piccoli e quindi le potenze sono diverse. Andiamo a vedere il toro meccanico nel frattempo. Eccolo qui, il famoso toro meccanico. Ci sarà dunque una sfida nel pomeriggio per capire c'è una prova adesso e vedremo come funziona. La macchina
po' una prova di resistenza. Quindi abbiamo visto il toro meccanico, pomeriggio ci sarà la coda per salire sul toro e cimentarsi dunque. Stiamo attendendo l'arrivo dei trattori che stanno facendo il giro di Canale d'Agordo, tra poco arriveranno da dietro il municipio per poi continuare il loro giro. Dovrebbero arrivare da qui. Quindi il toro meccanico è stato testato e nel pomeriggio chi vorrà venire a Canale d'Agordo per provare il toro meccanico lo può fare. Ricordiamo, a mezzogiorno si inizia con la cucina, menù del trattorista, subito dopo ci saranno le premiazioni per quanto riguarda i trattori più belli, più allestiti, e naturalmente il divertimento qui in piazza con musica, toro meccanico. E poi abbiamo già visto coloro che stanno lavorando il legno con la motosega, stanno facendo le loro sculture, quindi un bel ritrovo oggi qui a Canale, una bella giornata di festa, è uscito anche il sole, quindi vi aspettiamo a Canale d'Agordo per questo Dì del Trattor 2025. Tra qualche istante arriveranno anche i trattori che hanno iniziato il loro giro a Canale e quindi andremo a vedere un altro passaggio di tutti i mezzi agricoli che si sono iscritti oggi in questo Dì del Trattor. Tra poco l'arrivo dei mezzi che probabilmente stanno anche arrivando, quindi andiamo a posizionarci. Eccoli qua, stanno proprio arrivando. Sta arrivando l'apristrada e c'è già la colonna di mezzi in arrivo. Eccoli qua che arrivano. Dì del Trattor 2025, l'apristrada è arrivato, il giro del paese è stato completato e adesso la seconda sfilata in piazza per arrivare poi a Carfonna.
Sta per terminare la sfilata, ancora qualche mezzo. Nel frattempo coloro che sono davanti sono già andati verso la frazione di Carfon. Anche donne al volante, eh? Stanno arrivando gli ultimi mezzi, dietro a tutti c'è il trattore più grande, che lo vediamo là in fondo, che sta prendendo le misure per passare sulla strada che porta verso la piazza. Come dicevo, non solo maschi che guidano, ma anche donne. Giustamente il trattore non è solo per maschi. Andiamo a vedere il mezzo più grande di questa sfilata che sta per arrivare e passa veramente a pelo. Eccolo qua. Tutto calcolato al millimetro. Qui gli ultimi due mezzi che vanno a completare la sfilata dei trattori al Dì del Trattore. Ricordiamo dunque di nuovo Canale d'Agordo, Dì del Trattore 2025, sfilata che è stata fatta 2 volte qui a Canale d'Agordo. Ora si va verso Carfon, si rientra per il pranzo del trattorista, nel pomeriggio le premiazioni e poi il grande divertimento con il toro meccanico